Con noi Giuseppe Napoli, presidente di Federanci Sanità Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovato presidente, per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda le iniziative legate all'associazione della Federsanità in Friuli Venezia Giulia e soprattutto le ultime novità molto importanti che sono emerse proprio nelle ultime ore. È così, presidente? Sì, intanto ben ritrovato a tutti voi, ben ritrovati. Direi che, come dire, il lavoro non c'è mancato in queste ultime settimane che non ci siamo visti, perché stiamo operativamente organizzando un'iniziativa che riguarda praticamente tutte le strutture pubbliche, le case di riposo pubbliche, quindi ASP e case di riposo comunali, che si terrà praticamente a Paluzza il 2, il 3 e il 4 di novembre, una iniziativa presidenziale dove per noi è una novità. Gli amministratori oltre che i tecnici, quindi l'idea è la presenza dei direttori, la presenza dei tecnici, ma soprattutto la presenza degli amministratori. L'oggetto è le modalità gestionali della casa di riposo, in maniera tale che gli amministratori siano informati rispetto alla responsabilità che vanno ad assumere. La seconda iniziativa che stiamo mettendo in campo riguarda un'iniziativa che per noi ha come dire, un aspetto anche, se vogliamo, soprattutto di carattere collaborativo e umanitario. Oggi abbiamo avuto un incontro per noi importante a Mortegliano col sindaco Zuliani, con me il presidente della Quiete Alberto Bertossi e il coordinatore dei direttori generali Giovanni Di Prima. L'obiettivo è quello di manifestare ancora una volta alla comunità di Mortegliano e anche, visto che il comune è associato a Federsanità avendo una casa di riposo comunale, e anche cercare operativamente di capire come possiamo renderci utili in un momento di difficoltà dove circa una novantina di ospiti della casa di riposo di Mortegliano sono stati collocati temporaneamente in attesa che venga riorganizzata la struttura ad Aiello e a Ronchi dei Legionari. Abbiamo trovato Presidente, io approfitto un attimo del fatto, anche magari per chi per la prima volta segue questi nostri appuntamenti, per capire un po' anche qual è il ruolo della Federsanità ANCI in Friuli Venezia Giulia, giusto per fare una piccola premessa per i non addetti ai lavori e magari per chi la prima volta sente parlare di Federsanità ANCI. Federsanità è un'associazione, un'organizzazione che nasce nel 1996 per volontà dei comuni del Friuli Venezia Giulia, e nasce perché l'obiettivo era quello di far parlare di più e meglio i comuni col sistema sanitario. Vorrei ricordare a chi ci ascolta, a chi ci vede, che in quegli anni la sanità era sostanzialmente statalizzata e regionalizzata nel nostro caso, quindi i comuni erano stati praticamente messi in un angolo. Sono stati anni molto difficili per cercare di convincere anche i direttori generali dell'epoca dell'importanza del rapporto con i comuni. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Oggi possiamo dire, dopo oltre 25 anni, che non credo che ci sia un direttore generale di nessuna azienda, ma non solo in Friuli Venezia Giulia, neanche in Italia, che possa pensare di gestire la propria struttura non collaborando, non trovando un'intesa, non ragionando preventivamente col sistema dei comuni. Ed è quello che noi abbiamo fatto. Poi in Friuli abbiamo una specialità, lo dico per i nostri telespettatori. Noi nel 2007 abbiamo deciso di allargare la platea associativa a tutto il sistema pubblico della sanità, quindi anche sociosanitario, quindi alle case di riposo, che non sono poche, lo dico per chi ci ascolta, sono circa 12.000 posti, tutti, privati e pubblici, oltre 6.000 sono i pubblici, quasi parcellizzato con tante piccole strutture. Parliamo nel nostro caso di una quarantina di strutture, di cui almeno 36 sono associate a Federsanità e altre stanno chiedendo in questo periodo di potersi associare. Quindi siamo molto soddisfatti del lavoro fatto. Bene, lei Presidente ha sottolineato due cose importanti in questo intervento: la formazione, in particolare per quanto riguarda le strutture sanitarie nell'ambito regionale, e poi insomma per capire cosa si riuscirà a portare a termine per quanto riguarda la casa di riposo di Mortegliano, ricordiamo ancora, colpita dalla violenta ondata di maltempo il 24 luglio scorso. Vorrei precisare che
La casa di riposo di Mortegliano praticamente ha avuto danni che, se dovessero essere risistemati tutti, realizzando anche una parte nuova, si parla di 7 milioni di euro, quindi serve un intervento corposo del sistema pubblico regionale e nazionale, ma credo che per una realtà come quella di Mortegliano, che ha sempre funzionato egregiamente, credo che sia uno sforzo che il sistema pubblico possa e debba fare. Ma ripeto, la questione più concreta diventa poi quella della gestione, anche perché stiamo parlando di una struttura che non c'è disponibile, ma gli anziani sono lì, per fortuna sono vivi, e quindi bisogna prendersi cura di loro, e quindi bisogna cercare di attenuare i disagi anche essendo collocati metà in una parte, metà nell'altra. Diciamo ad Aiello sono relativamente vicini, a Ronchi dei Legionari sono relativamente distanti, quindi l'aiuto che cercheremo di dare noi, ma non solo noi, direi tutte le realtà pubbliche della provincia di Udine sono sembrate molto disponibili, è quello di trovare una modalità, un aiuto perché questi anziani possano tornare più vicino nelle strutture, in attesa che venga riorganizzata la casa di riposo di Mortegliano, cosa sulla quale sappiamo la Regione essere molto attenta. Invece per quanto riguarda le altre iniziative in essere, per quanto riguarda il 2023, sappiamo grande successo, no? Per quanto riguarda il discorso relativo alla salute, no? Il camminare, il vivere il territorio, dove voi siete veramente attivi, no? A costo di sembrare ripetitivo e qualche volta un po' auto, come dire, incensante, dobbiamo riconoscere che questo progetto di FVG Movimento, 10.000 passi di salute, ancora una volta sottolineo, finanziato con risorse della Regione, ma poi affidato in toto al coordinamento di Federsanità, in 4 anni operativamente ha messo intorno a questa rete 91 comuni. Lo dico per i nostri telespettatori, i comuni in regione sono 215, tutti i comuni della regione, aver messo vicino 91 con una popolazione complessiva che noi stimiamo essere del 53%, quindi siamo già oltre la metà del potenziale residenti di questa regione, è stato un grande sforzo, ma anche un grande risultato, per alcuni aspetti inaspettato sia da parte nostra, credo che sia della stessa regione. Ma dove sta forse la chiave, se volete, di questa nota positiva, onestamente anche di successo? Perché queste cose nascono dal basso e non dall'alto, cioè nessuno te li può imporre. Se i comuni e le comunità e le associazioni locali non ci credono, non aderiscono e quindi la partita si chiude subito lì. Perché l'hanno trovato interessante? L'hanno trovato interessante perché noi non siamo andati lì con un progetto preordinato, siamo andati lì a dire: ma voi nella vostra comunità non avete un'area che usate, sulla quale usate far camminare le persone, sulla quale, come dire, ci sono anche strutture belle da vedere, possibilmente però con l'abbattimento delle barriere, perché bisogna pensare anche a chi ha meno fortuna di noi e quindi che possono raggiungerli tutte queste strutture. Devo dire che c'è stata una vera e propria gara tra i comuni a trovare i percorsi migliori, a scoprire angoli del proprio comune che molti, anche residenti, non conoscevano, e questo poi ci ha permesso di creare anche una mappa, di creare un sito, di creare una pubblicazione che verrà aggiornata presto, della quale evidentemente vi faremo molto volentieri omaggio a lei direttore e anche alla sua rete, che sostanzialmente raccoglie tutti questi percorsi che possono essere facilmente visitabili, ma soprattutto in questi percorsi ci sono pezzi di storia di quelle comunità. E devo dire che questo ha trovato un grande consenso anche nel sistema sanitario regionale, nel sistema pubblico, quindi le stesse aziende sanitarie, i dipartimenti, e un alleato molto, anche per noi, piacevolmente inaspettato, ma forte, sono le farmacie. Quasi tutte le farmacie, soprattutto quelle nei piccoli centri dove la farmacia rimane il presidio di quel territorio, aderiscono con molto piacere alle nostre iniziative e quindi anche Federfarma è un grosso partner. A chi è interessata questa iniziativa? Promoturismo, che ha preso questa iniziativa, l'ha inserita in un progetto Interreg Italia-Croazia, che è diventato, tradotto in inglese, Take It Slow, che sarebbe sostanzialmente un percorso lento, quindi che poi l'obiettivo è proprio questo, è riscoprire anche i percorsi, ma anche un turismo lento. E questo ha avuto un notevole interesse nelle 6 contee della Croazia e anche nelle regioni dell'Adriatico.
direi che ne abbiamo parecchi di motivi di soddisfazione, ma noi non ci fermiamo perché l'obiettivo è arrivare presto a 100 comuni, perché ci piace molto l'idea di 100 comuni per 10.000 passi. Il format piace anche a livello nazionale, è stato presentato da chi vi parla nelle scorse settimane a Bari in occasione del 20° meeting Rete Città Sane e il 3 sarà presentato a Roma agli Stati Generali sull'invecchiamento attivo. Spero di aver detto tutto. Più chiaro di così, viene da dire, non serve aggiungere altro. Grazie a Giuseppe Napoli, Presidente Feder Sanità ANCI Friuli Venezia Giulia. Grazie a voi, gentili amici e amiche, per la visione all'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie a voi.